È stata chiamata Strike la vasta operazione di polizia giudiziaria volta al contrasto della pedopornografia online. Le indagini, che sono state coordinate dalla Procura distrettuale di Catania, sono state svolte dalla Polizia Postale di Catania con l'importante collaborazione della Polizia tedesca. 109 utenti denunciati ed 8 persone tratte in arresto in flagranza di reato. Sia per gli indagati che per gli arrestati, il capo di imputazione è di divulgazione e detenzione di immagini di pornografia minorile. Solo per un napoletano detenuto in carcere l'accusa è anche di produzione di materiale video. Fondamentale in questa inchiesta la cooperazione con la polizia tedesca e l'Interpol, in quanto la complessa indagine è partita da Catania con un'attività di monitoraggio su internet che nel 2010 portò all'individuazione e segnalazione ai colleghi tedeschi di un sito web ubicato in Germania dove venivano diffuse immagini di minori in atti sessuali. L'Unione Europea e gli organismi appunto europei, il Parlamento europeo si sta affrettando, sta emanando diverse direttive che impegnino gli Stati membri ad adottare degli strumenti molto efficaci nel contrasto al fenomeno della pedopornografia. L'attività ha portato all'identificazione degli utenti italiani e a perquisizione in diverse province della penisola. Milioni i file sequestrati ancora in fase di analisi da parte della Polizia Postale. In alcuni video già visionati sono ritratti bimbi in età preadolescenziale. L'indagine ha portato all'arresto di 8 persone con età media 50 anni. In particolare l'arrestato di Napoli deteneva immagini autoprodotte di adolescenti e minori ripresi nel bagno di casa. Coinvolti nell'operazione Strike 5 persone siciliane, 4 indagati tra le province di Catania, Siracusa e Trapani e un arrestato nella zona aretusea. Nel suo caso al momento non è stata acclarata produzione di materiale pedopornografico, tra l'altro è un uomo a 60 anni e un pensionato, vive solo.